partiamo chiaramente dalla giornata in blu, per cui la consapevolezza sull'autismo, però l'abbiamo allargata in accordo con tutte le associazioni alla consapevolezza sulla disabilità, per cui la cosa per noi importante è la disabilità in generale, partendo dalla consapevolezza sull'autismo, perché non c'è solo l'autismo, ci sono altre 8.000 sindromi ed è giusto che tutte abbiano la loro giornata importante, e per cui la cittadinanza, a mio avviso, dovrebbe scendere in piazza a camminare con noi. Abbiamo la rappresentanza di tutti i vertici, diciamo, sia dell'USL sia del comune. Ringrazio il nuovo direttore dell'ASL, il professor Bizzarri, ringrazio il sindaco Mario Conte che ci ha sostenuto e ci sarà, e ci saranno anche altri sindaci. Molto probabilmente avremo anche la presenza del nuovo assessore sociale della regione, compatibilmente con gli impegni di bilancio che hanno in questi giorni, però avremo una nutrita rappresentanza politica. Io spero ci sia appunto anche una grande rappresentanza della cittadinanza, assolutamente gratuita. È una passeggiata, come si dice a Treviso, uno struscio per le più belle vie di città. Faremo la Riviera, faremo il Calmaggiore, faremo Piazza del Duomo, è una camminata non impegnativa, sono 2 chilometri esatti, con partenza in Piazza Matteotti, che è riservata per il parcheggio appunto per le persone disabili in quel giorno, e poi ci saranno in Piazza dei Signori, in Piazza Indipendenza di fianco, ci saranno alcuni gazebo di alcune associazioni che presenteranno le loro attività. È un programma ricco a carattere provinciale, le camminate sono 5, quella che si terrà a Treviso sarà domenica 29, ma poi il 2 aprile avremo un laboratorio con Lisa Perini, poi ci saranno le pizze, ma anche convegni, la visita alla Fondazione Oltre il Labirinto, quindi davvero prendete il programma e venite a conoscere da vicino l'autismo, e ricordatevi il picnic in blu, quello non va perso alla cooperativa alternativa. Quindi tante iniziative per stare insieme, conoscere l'autismo e soprattutto creare una comunità per tutti. Viene sostenuta nell'ambito della giornata internazionale dell'autismo, che di solito accade il 2 di aprile, però questo territorio è un territorio molto sensibile e quindi questa camminata è un modo per passare per le vie cittadine, in questo caso di Treviso, e far rendere conto alle persone che esiste questo problema, ma questo è un problema affrontabile, gestibile, viene gestito dai servizi, ma viene gestito dalle associazioni, viene gestito anche appunto dai commercianti. È importante far sapere che esiste una problematica, ma questa problematica, voglio dire, può riguardare ognuno di noi e quindi in qualche maniera ci riguarda tutti. I numeri sono sempre in crescita, ma perché cresce la nostra capacità di individuare le difficoltà delle persone, quindi questo è il motivo per cui i numeri sono in crescita. Adesso si parla di disturbo dello spettro autistico, non si parla più di autismo, sindrome di Rett, sindrome di Asperger, ADHD, è uno spettro dell'autismo che ci mette nella condizione di valutare le difficoltà delle persone ad entrare in relazione con il mondo. Questo i nostri specialisti lo sanno e stanno appunto gestendo queste difficoltà di questi bambini e adulti in relazione all'ambiente. Ci sono appunto persone geniali, quindi questo ci dice che noi dobbiamo ragionare in termini di persona, non dobbiamo ragionare in termini di difficoltà di quella persona. È chiaro che il sistema dei servizi deve dare risposte alle difficoltà, ma ogni persona ha la sua individualità e ogni persona ha diritto di esprimere la propria individualità in un mondo più inclusivo, e anche questa camminata ce lo dimostra. Stiamo cercando di rendere questo mondo, questa provincia, questa realtà territoriale più inclusiva.